Gentili amici appassionati, ben ritrovati dopo 2 settimane di sosta col campionato allievi provinciali che vede la capolista Valdinisi ospitare il Real Ritiro, padroni di casa reduci dalla vittoria polemica sul campo del Gescal Stadium contro lo Sporting Atene. Li vede condurre a 15 punti il campionato con 5 vittorie all'attivo e anche in questo girone è la miglior difesa a comandare dall'alto di fronte i ragazzi di mister De Francesco, reduci anch'essi da 2 vittorie col Gescal nella 6ª giornata del campionato e con lo Sporting Club Messina nel recupero della prima giornata. Abbiamo scoperto in questo pre-partita tutti i protagonisti di questa sfida. Per passare a raccontarvela, si apre con un tentativo del Valdinisi che avrebbe trovato la via del gol, ma viene fermato in posizione fallosa da Rigo. Dall'altro lato ci prova il Real Ritiro con questo doppio tentativo che trova però una pronta opposizione di Lipari. Si fa trovare pronto anche sul tentativo successivo di Leanza. Ora è il Real Ritiro a cercare di premere in avanti e sempre con Leanza. Dal dischetto del rigore non riesce a coordinarsi al meglio col destro. Torna in avanti però il Valdinisi e si fa molto pericoloso il tentativo di Lucchino, però viene parato da Tavilla. E ancora Leanza che vince un duello fisico, entra in area, viene atterrato, indica il dischetto il direttore di gara. Sembra però essere nato fuori il contatto. Leanza e Surace sul punto di battuta, va quest'ultimo, lo ipnotizza Lipari che fa sua la sfera. Resta 0-0 il risultato di questa sfida al vertice del campionato allievi provinciali. All'occasione per sbloccarla il Valdinisi su calcio piazzato. Sulla battuta Giovanni Cintorrino che dà l'illusione del gol solo esterno della rete per il classe 2001 di mister Miuccio, che si ripeterà di lì a poco, questa volta con la potenza. Para in 2 tempi Tavilla. Dall'altro lato è Surace che ci prova direttamente da calcio d'angolo a riscattare l'errore dal dischetto. Valdinisi che però ancora in avanti in questo finale di primo tempo viene fermato in posizione di offside, questa volta da Rigo che aveva calciato ancora una volta perfettamente verso la porta avversaria. Avrà un'occasione dall'altro lato il Real Ritiro, ma c'è un'ottima chiusura difensiva di Mangano che sbarra la strada a Leanza. Di lì a poco il duplice fischio del direttore di gara. Squadre a riposo sul risultato di 0-0. Vivace primo tempo. Si tornerà in campo con un cambio per parte. Entra Jonathan Bugalo per il Real Ritiro e Gabriele Ceccio per il Valdinisi classe 2003. Sarà proprio il neoentrato della formazione di mister De Francesco ad avere una ghiotta occasione. Va via sul binario destro, ci sarebbe Calabro tutto solo in area. Decide di fare tutto da solo, non al meglio però. Il pallone finisce alto, calcio d'angolo pericoloso a seguire per il Real Ritiro. Paraviglia in area, ancora Bugalo che prova a risolverlo. Riuscite a entrare bene negli schemi offensivi di mister De Francesco il neoentrato. Opera una serie di cambi invece mister Miuccio, uno per infortunio che vede Occhino, lascia spazio a Fiumara quando arriva il lampo che illumina la partita. A stoppare e calciare questo pallone è Alessandro Rosano. Pigro il primo stop, ma il collo esterno a seguire è una meraviglia che si spegne all'incrocio dei pali. Non può nulla Lipari. Il Real Ritiro è in vantaggio ad Ali Terme sul Valdinisi grazie alla perla di Alessandro Rosano classe 2002. Non si fa attendere però la risposta del Valdinisi con questo destro dentro. Tavilla non è preciso e lì in agguato Scibilia per il Valdinisi che dopo appena 2 minuti al 56esimo ha ristabilito la parità del punteggio. È lesto a mettere in porta il pallone. Si fa male forse nell'occasione Tavilla, ma il Valdinisi ora a farsi pericolosa ancora dal binario di destra. Serie di batti e ribatti. La palla resta lì per Giuseppe Di Ciuccio che si allarga da uno sguardo in mezzo, decide di andare in porta ed è un altro Eurogol ad Ali Terme. Ora è il Valdinisi però a condurre la partita. La firma è di Giuseppe Di Ciuccio. Impassibile Tavilla. Valdinisi che ha ribaltato la pratica è costretto a operare un cambio mister De Francesco che getta nella mischia Di Pietro e Ragusa. Ma saranno ancora i padroni di casa nel finale ad avere una ghiotta occasione con Giovanni Cintorrino che prova
dopo una serpentina personale a calciare potente verso la porta di Davilla. In campo anche Giuseppe Arena, quando il Real ritiro a un'ultima occasione sul mancino ancora di Rosano. Non è riuscito a replicare il capolavoro che aveva regalato il momentaneo vantaggio al Real ritiro, ma proprio sullo scadere avrà un'ultima occasione, non la sfrutterà al meglio Francesco Micali. E allora termina così la gara ad Ali Terme e il Valdinisi che porta a casa la 6ª vittoria consecutiva e sale a quota 18 punti grazie alle firme di Scibilia e di Ciuccio, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Rosano. Augurandosi una lieta visione allora da Claudio Costanzo, resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio. Auguri!